Diamo spazi alle rubriche settimanali di Gnovis dal Monte. E Virgin che sta appuntamento con Gnovis dal Monte, partint de Umbrie, il locale Fogolar Furlan ha organizzato un incontro in sale dal notari di Palazzo dei Priors a Perugia dedicata a Pasolini. L'intellettuale di Chiasarsel è stato contato di Francesco Ricci che ha assegnato a spiez biografici e di produzioni letterarie. L'incontro voluto dal presidente Stefano Mariotti per fare ripartire le attività pubbliche dal Fogolar alle servita anche a riguardare la fondatore Dina Toma Timbertoli, sottoscrittore dall'atto costitutivo dal Fogolar a Spoleto in tal 1982 e venude a Mantià di Poc. E d'Italia si muovin a Argentina, in particolare a Resistencia, in te province dal Chaco. La città di Resistencia è stata fondata dal 1978 di 39 famiglie furlani, più o meno 250 persone, per più parte che erano degli inaris di Feagne. E ai 2 di febbraio ha fatto 145 anni celebrasse con il memoriamento dal passaggio dal fiume Paranà de bande des famiglie dai colons furlans. Curde celebrazioni sarà stato il Fogon Furlan guidato dal presidente Orazio Marcelo Martina. E proprio il Fogon ha veduto la inaugurazione in tedis passas de nuove sede in presenza dal Scindic di Resistencia Gustavo Martinez e delle autorità locali e ecclesiastiche. Dentro le sedi ristrutturate si chiate anche il Museo de Furlanitate, sempre più ponte di riferimento per tutti i furlans de zone. Preginse alle cerimonie anche Sol Salazar, presidente Chiesa Museo, Luis Gerardi, dedicata a un dei primi pionieri sulla famiglia di Feagne. E per queste sere, alle dute, Gnovis Altone, domani, sempre a es nuovo col vinci. Mandi e buone serate di Viodisi.